Eder. Mech. Pallister. Oggi 29 dicembre rispetto alle dichiarazioni rese in questura lo scorso 15 dicembre desidero aggiungere che dopo quella data avevo la speranza che Liliana si fosse allontanata volontariamente da casa come avevo dichiarato il 15 dicembre scorso. Ricorreva un quarantennale molto importante per noi, avevamo l'intenzione di festeggiare insieme. Nutrivo la ferma convinzione nei primi giorni che Liliana avesse abbandonato il tetto coniugale dopo aver confessato al marito di noi. Mi aspettavo che entro il 19 dicembre Liliana mi contattasse per dirmi dove si trovava. La mia speranza di trovarla viva è svanita quando ho appreso la notizia che la sua borsetta si trovava ancora in casa. Liliana è venuta a casa mia circa una decina di volte a partire da agosto. Lei veniva esclusivamente il martedì mattina. Arrivava tra le 9:30 e le 10. Quando veniva stirava le camicie e piegava dei panni. Non ha mai lasciato i suoi effetti personali in casa mia. Non ha lasciato mai nulla di suo in questa casa. Conosco Fulvio Covalero da tanti anni, condividevamo la passione per la corsa, conosceva anche lui Liliana e con lui abbiamo fatto un lungo giro alla ricerca di Liliana tra Monte Spaccato, via di Basovizza e via Damiano Chiesa. Quella mattina, credo fosse un lunedì, c'eravamo incontrati a San Giovanni al bar Birabora. L'ho accompagnato in macchina fino a Monte Spaccato, poi lui è sceso a piedi. Abbiamo parlato. Quel giorno condividevamo l'idea che a Lily era successo qualcosa di grave. Liliana mi diceva che con il marito non era felice e non sapeva come uscire da quel rapporto. Ricordo che come battuta mi aveva detto che per farla finita sarebbe bastato assumere i farmaci che teneva in casa. Lei mi aveva detto che sarebbe stato semplice sparire. Mi raccontava un aneddoto. Una sua amica rumena aveva lasciato il marito senza dirgli nulla. Rincasando, quell'uomo si era reso conto che la moglie era sparita perché si era portata via tutte le sue cose. Ho solo questa casa a disposizione. La mia ex moglie ha una casa a Muggia, ma io non ho più la disponibilità di quell'abitazione. Voglio aggiungere che proprio qualche minuto fa mi è arrivato un messaggio su WhatsApp della cugina di mia moglie Silvia Redin che mi ha scritto: Sebastiano ha detto che Liliana doveva venire da te venerdì, quindi sapeva. Ne aveva parlato con lui, del vostro weekend. Se volete vi faccio vedere questo messaggio. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.